Buongiorno e benvenuti, oggi è martedì 6 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.55, la luna sorge alle 19.04 e cala alle 10.55. Oggi il santo del giorno è San Guido. Il nome Guido deriva dal tedesco antico e significa istruito con conoscenza. Oggi, 6 gennaio, si celebra in tutto il mondo l'Epifania del Signore, una festa cristiana che commemora la visita dei Re Magi a Gesù bambino. In Italia l'Epifania è legata alla figura folcloristica della Befana, la vecchietta che porta doni o carbone zuccherato ai bambini. In altri paesi il fulcro rimane sui magi, in Spagna lo scambio dei regali avviene proprio nel Dia de los Reyes Magos. Anche in Messico si festeggia in modo particolare, cucinando una ciambella dolce con una sorpresa nascosta. Chi la trova, si dice, sarà fortunato per tutto l'anno. Buon compleanno al leggendario molleggiato Adriano Celentano, che compie oggi 88 anni. Ha iniziato la sua carriera come imitatore di Elvis Presley, per poi diventare uno dei cantanti italiani più famosi e amati di sempre. Tra i suoi brani più celebri ci sono 24.000 baci e Azzurro. È stato anche un grande showman, attore e regista, partecipando a film di successo come Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e Segni particolari. Bellissimo. Festeggia 40 anni la supermodella Irina Shaykhislamova. Ha iniziato a sfilare a 19 anni e da allora ha posato per le copertine di riviste prestigiose come Vogue e ha lavorato per marchi famosi come Armani, Versace e Burberry. Nella sua vita privata ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e poi con l'attore Bradley Cooper, da cui ha avuto una figlia. E infine auguri al nostro Filippo Neviani, in arte NEC, che oggi spegne 54 candeline. Ha iniziato a suonare la batteria e la chitarra da bambino per poi formare il suo primo gruppo musicale a 14 anni. Il suo successo è arrivato nel 1997, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Laura non c'è. È diventato un tormentone internazionale. Era il fratello del nostro Presidente della Repubblica. Piersanti Mattarella, governatore della Sicilia, venne ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio del 1980. Raggiunto da colpi di arma da fuoco in via Libertà, morì mezz'ora più tardi in ospedale. Al termine di una lunga vicenda giudiziaria furono condannati all'ergastolo come i mandanti principali il boss Cosa Nostra, tra i quali Totò Riina e Bernardo Provenzano. Il forno a microonde riscalda il cibo utilizzando onde elettromagnetiche che fanno vibrare velocemente le molecole d'acqua presenti negli alimenti, generando così calore. È fondamentale sapere che se l'apparecchio è integro, la cottura a microonde è sicura per la salute e non aumenta il rischio di malattie, compreso il cancro. Buona Epifania ai 12, ecco che la luna non poteva che brillare al leone per la sua grande luminosità, che porta comunque a seguire le stelle e a rinnovare gli auspici che in una luce stellare si scorge il futuro. Cosa accade per i segni zodiacali? Ariete, per voi la luce delle stelle oggi è assolutamente dinamica, una bella luna di trigono vi assicurerà l'amore come una promessa per questa giornata di festa che porta via a tutte le altre. Toro, per voi oggi è una giornata un po' speciale da passare in famiglia sicuramente, ricordandovi di tutti i cambiamenti che quest'anno, come i doni dei magi, vi hanno portato i pianeti. Ebbene, fatene tesoro perché saranno proprio questi quelli da cui partirete per creare la vostra nuova realtà. Il cambiamento non vi fa più paura. Gemelli, ottimo auspicio per voi in questa giornata di festa. La luna si pone in terza casa, una luna quindi che metterà il cuore nelle vostre parole. Finalmente il Gemelli torna a parlare di sentimenti e di cose più armoniche e serene. Cancro, per voi la giornata di oggi è una giornata un po' speciale, una giornata volta alle prospettive, ai desideri soddisfatti, ma anche a una Venere lontana che chiede di essere di nuovo ricongiunta. Un po' nostalgici oggi Cancro, ma sicuramente con un bilancio molto positivo alle spalle. Leone, per voi oggi la giornata
È una giornata in cui la luna brilla nei vostri gradi. L'Epifania vi porta a un momento di dolcezza, un momento in cui forse avvolgervi dentro di voi e riscoprire gli affetti familiari e gli affetti primari sarà per voi molto importante. Oggi tenerezza. Vergine, una giornata particolarmente intuitiva la vostra oggi, una festa che ha a che fare con la vostra capacità di essere lungimiranti, una festa che ricoprite di significato. Voi siete bravissimi in questo, il significato è proprio l'ordine delle cose che vorrete, che sarà da questo momento in poi rispettato per il benessere vostro e di chi amate. Bilancia, una giornata oggi che vi ricorda l'importanza degli amici, delle relazioni, l'importanza del fare squadra e del fare gruppo. Non si può fare sempre tutto da soli, cercherete comunque di dividere tutto con le persone che amate in maniera serena. Scorpione, per voi la luna oggi vi ricorda che non è il momento di scherzare e che i sentimenti sono abbastanza appagati e che adesso dovrete assolutamente vivere le prove che la vita vi riserva in termini professionali e lavorativi. Sarete bravissimi in questo, quindi forza, cercate di essere concentrati e di andare dritti all'obiettivo. Sagittario, oggi la luna vuole ricordarvi che l'Epifania giunge per essere generosa, per portare doni, per dare auspici. Oggi leggerete in tutti gli auguri e in tutte le manifestazioni positive a voi, alla vostra personalità, l'auspicio perché voi possiate essere felici con i nostri nuovi progetti e con le vostre nuove prospettive di vita. Capricorno, per voi oggi è una giornata abbastanza serena, una giornata in cui potete contemplare gli obiettivi ancora da raggiungere, ma in cui potrete vivere pienamente amore e passione che sembrano pervadervi in maniera serena. Acquario, per voi oggi le nubi sono un po' più in là, oggi è una giornata serena che volete passare assolutamente alla vostra maniera, celebrando un po' le stelle che tanto vi sono care, ma soprattutto guardando al futuro in una maniera più ambiziosa e piena di sentimento. Pesci, per voi la giornata oggi è un po' speciale, una giornata che passerete vivendo una vera e propria magia. Saranno gli affetti familiari, i figli, i piccoli, quelli che vi liederanno di più. I pesci oggi sentirete il bisogno di fare qualcosa per le persone che amate oppure semplicemente a livello umanitario. Fu nell'amichevole di calcio contro l'Ungheria il 6 gennaio del 1911 che una nazionale italiana indossò per la prima volta la maglia azzurra. Era il colore dello stemma nobiliare di Casa Savoia. A Milano vinsero gli ospiti 1-0. Oggi vi parlerò di un'espressione che usiamo spesso per descrivere un lavoro fatto con cura e attenzione, per filo e per segno. Questa espressione ha un'origine antica che riguarda il lavoro degli imbianchini. Infatti, per segnare le superfici da dipingere utilizzavano una corda bagnata nella vernice colorata che lasciavano andare di colpo creando un segno che fungeva da guida. Da questa tecnica nacque l'espressione per filo e per segno. Aveva un disturbo istrionico di personalità o era inviata da Dio? Giovanna d'Arco, vissuta nel XV secolo, è considerata una delle più grandi eroine di tutti i tempi, ma anche una delle figure più misteriose con le sue visioni, i digiuni, i capelli tagliati e la castità. Fino alla morte a rogo, bruciata come una strega. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Il matrimonio è un'esagerazione, come uno che ha fame e si compra un ristorante. E con questo anche la puntata di oggi termina qui. Ogni giorno scopriamo insieme tanti personaggi, fatti interessanti dal mondo e quindi restate connessi anche domani per non perderne di nuovi. Appuntamento sempre qui con l'Almanacco, stesso posto, stessa ora. Buon mercoledì e buona giornata dalla vostra Jaire.